Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei continuare il discorso dei genitori, di quelle persone che a un certo punto della vita trovano una compagna o un compagno, hanno un'idea di creare qualcosa, un'idea di creare una famiglia e poi iniziano l'avventura. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegard, al canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social. In Face abbiamo un gruppo, il quale gruppo si chiama Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, siamo 1350. Se ti iscrivi e se non ti sei ancora iscritto, sarebbe buono che ti potessi iscrivere. In più abbiamo un gruppo Telegram con più di 290 iscritti e in più abbiamo questo canale, sia io che Ilde al suo. In più abbiamo il sito del capitano.artevista.org. I link sono sotto qui in descrizione, potete raggiungerci tramite questi link. E nel sito del capitano.artevista.org abbiamo 20 ebook, ci sono 20 ebook che si possono scaricare, ne hanno già scaricati più di 150.000 e il Marietto Veneziano ha donato all'umanità più o meno 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici con le proprie istruzioni dal 2015 in avanti. In più in questo sito, che è praticamente il più battuto in Italia a livello di radionica e radiestesia, abbiamo anche una sezione shop dove si possono acquistare sigilli, pulizie energetiche e quant'altro. Bene, iniziamo un po' questa pillola, che è una pillola un pochettino non riassuntiva, ma che fa vedere alcuni aspetti della coppia, alcuni aspetti di persone che a un certo punto della propria vita si trovano. C'è chi crede che uno è un'altra anima gemella, c'è chi crede che è la sua salvezza, no? C'è chi si sposa perché non ha trovato altro, c'è chi si sposa per tanti motivi, no? Per la bellezza, perché bisogna scappare di casa e quant'altro. Il problema è che a un certo punto della propria vita, nel cammin facendo, ogni persona acquisisce informazioni diverse. In più si arricchisce, no? C'è chi è debole e si arricchisce, c'è chi è forte. Certo che a un certo punto le persone cambiano. Dopo 5-10 anni più o meno una persona, è raro che una persona resti ferma. Alcune persone possono andare indietro, altre persone generalmente vanno avanti. Chiaro, questo è un sistema tubo-capitalistico, quindi siamo influenzati da tantissime cose e come ho già detto in altre pillole, nei primi 3 anni ci si gioca tutto, eh? C'è chi è nato da genitori deboli, e quindi chiaramente avrà sicuramente difficoltà a imparare, sarà una boa in mezzo all'oceano, e c'è chi è nato da genitori forti che chiaramente avrà totalmente un altro tipo di... Però è chiaro che nella vita bisogna fare una cosa, tutti in ogni modo vogliono imparare dai migliori e purtroppo per alcuni migliori sono persone deboli e quindi continuano a imparare. Poi succede che, diciamo che nella zona dove abitavo io, più o meno dopo 3 anni, il 43% delle persone che si sposavano finivano in matrimonio e in un divorzio. Lo ripeto perché forse non è stato chiaro, se mi stai ascoltando per la prima volta. Più o meno dopo i primi 3 anni, il 43% delle persone che si sposavano finivano il matrimonio con un divorzio. Quindi è una percentuale altissima di persone che si sposavano e non avevano idea di cosa voleva dire essere un uomo o una donna dentro un matrimonio. Chiaramente quando uno arriva si porta il suo 100%, l'altro 100%, poi bisogna smussare gli angolini e ognuno cerca di portare il meglio e quindi questo 100 diventa un 50 e anche l'altra parte è un 50. No? Però il fatto che spesso uno vuole portare solo il 100%, non vuole prendere il 50% dell'altra persona. E chi ne fa le spese, chiaramente, alla fine, se nascono delle creature, sono queste creature.
E ipotizziamo che le persone vadino oltre questi 3 anni e restino assieme, no? Restino assieme a fare una vita di coppia. Poi è chiaro, ci sono queste persone che continuano, no? Questa famiglia, e magari durano più di 3 anni, arrivano magari a 10 anni di matrimonio. Nascono questi figli e gli mettono l'imprinting. Il problema è quando poi divorziano dopo 10 anni, che ci sono questi figli che hanno questo imprinting, no? Certo che se uno ha un imprinting di una famiglia che va bene, hanno divorziato per vari motivi, ma sono tutti e due, non so, campioni di uno sport o di un'attività in cui ci vuole rigore, serietà, professionalità, competenze, le qualità, chiaramente i figli avranno sicuramente imparato qualcosa di buono, no? Poi chiaramente la vita magari li divide perché non erano anni gemelli. Io nella mia vita ho visto genitori che per il proprio figlio ogni giorno fanno 200 km di macchina per portarli, magari quando hanno 9-10 anni, in un campo di addestramento sportivo. Lo ripeto, 200 km, 100 andare, 100 tornare e non solo di autostrada, per portarli in un campo di allenamento sportivo. Proprio perché credevano nei loro figli, si impegnavano per i loro figli. Io invece ho visto altri genitori che non solo non fanno questo, ma promettono magari alle loro figlie di comprargli, magari sono divorziati gli altri, ma di comprargli, non so, un computer per gli studi. E dopo aver alimentato questo sogno, no? Che non era dovuto perché sono divorziati, però, e non era neanche stato chiesto, però il padre ha dato questo input, no? Dopo qualche mese torna con un cellulare da 1800 euro e dice che non ha i soldi per il computer dei propri figli. Capite che ci sono due personaggi. Allora, chiaramente i figli di questo signore che promette, no? Tanto per fare il grandeur, ma poi non concretizza neanche l'acquisto di poca roba, no? Perché oggigiorno un computer si paga con pochi 100 euro. E poi va in giro con un carro armato per farsi vedere. Capite che le vittime sono questi figli. Certo, quella persona che si, al padre che si fa 200 km al santo di per portarlo in campo di allenamento, chapeau. Ma di un padre che prende per il fondo schiena i propri figli per il semplice fatto che vuole fare il grandone un giorno e l'altro giorno li sminuisce, chiaramente questo non funziona. Il problema è quando entra una terza persona in una famiglia in cui ci sono dei genitori che hanno lasciato questi marchi, no? Questi marchi di bugie nei figli, perché i figli chiaramente vivono queste situazioni guardando il padre come qualcosa che non è concreto. Non sto parlando chiaramente di quelli che i propri figli vengono portati 200 km ogni santo giorno in un campo sportivo, che può essere hockey, che può essere calcio, che può essere tennis, no, qualsiasi cosa. Io l'ho visto con i miei occhi, per anni, non sto dicendo un giorno, sto parlando magari per 5-6 anni, tutti i santi giorni, a parte il sabato o magari un altro giorno, però 5 giorni a settimana facevano questi sforzi. È chiaro che se entra un altro uomo e si trova una famiglia in cui i figli sono praticamente colati a picco, fa fatica a iniettarsi, a mescolarsi, perché magari ha le idee di quel padre, di quei genitori che portavano i figli a 200 km. Quindi è chiaro che la situazione diventa complicata. Quindi, cari amici, quando succedono queste cose, bisogna attivare tutti, soprattutto per le mamme che hanno questi figli in cui hanno questo ex marito che ne conta più del Bertoldo, bisogna attivare tutti quei sistemi o tutte quelle forme di difesa per sgretolare nei propri figli quello schema mentale deleterio che ha lasciato il padre. E bisogna lasciare, chiaramente, se quello nuovo vale la pena, bisogna lasciare in mano il timone a quello nuovo. E nessuno poi deve entrare in questa sorta di
guerra, no? Deve lasciare stare il padre vecchio che ormai ha fatto il suo gioco, doveva far scendere questi animi e lasciare la guida al nuovo compagno. Dico questo perché capita che ci sono parecchie amicizie che mi parlano di situazioni del genere, che il padre vecchio continua a raccontare favole e quello nuovo non riesce a iniettarsi, a mettersi dentro per il semplice fatto che c'è questa continuazione. Ostruzione di quello che una volta era definito il padre, che però nessuno lo vuole più e continua a raccontare favole. Mm? Quindi bisogna attivare tutti i circuiti, tutti i riti operativi che si possono attivare per fare in modo che questo personaggio, a parte i soldi legali, e giustamente come mi ha detto la mia amicizia, fino a 26 anni possono contribuire all'istruzione dei propri figli. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.